tutti e a tutti. Per la mia riflessione non ho preparato slide, ma mi è stato consegnato all'ingresso lo schema, quindi in versione assolutamente cartacea. E la prima cosa che voglio dire però è un ringraziamento per avermi coinvolto e sollecitato a questa riflessione sul discernimento comunitario nel vostro contesto. E la riflessione che questa mattina vado a proporvi è in stretta correlazione, come ha già detto Roberto, nella sua relazione. La domanda però riguarda in questo caso il decidere, lo scegliere, che è proprio di una comunità e che avviene in una comunità. Quindi non è tanto in questo caso la richiesta che il singolo fa una comunità a cui appartiene di aiutarlo in ordine a un discernimento, come in parte abbiamo visto anche nei video questa mattina, ma quello che è in gioco è la vita, l'esercizio della missione, l'azione di una comunità. È quindi quella questione che emerge quando ci poniamo la domanda che cosa dobbiamo fare, quando la domanda la pone un soggetto collettivo, un noi, ed è soprattutto relativa a un oggetto che ha a che fare con la vita, con l'azione della comunità, con una decisione comune che riguarda anche la comunità. Qui abbiamo anche i video di questa mattina. Ho pensato nel prepararla, da uno scout quale sono, però a una comunità a capi, pensando soprattutto ai due aspetti che contraddistinguono la comunità a capi, la comunità di servizio e comunità in cammino. Saranno i due punti di riferimento chiave per la mia riflessione. E il punto da cui vorrei partire però è una premessa diciamo che riguarda la natura dell'essere comunità, perché mi sembra quando parliamo di discernimento e di discernimento comunitario è in gioco l'identità di una comunità, dove comunità evidentemente, lo sperimentiamo sempre, è ben più che la somma dei membri, degli uomini, delle donne che la compongono, perché è fatta di relazioni, è fatta di strutture, è fatta di processi che ci coinvolgono dalla formazione alla partecipazione, alle elezioni, come abbiamo sentito prima, e comporta quindi sempre un certo grado di organizzazione e di strutturazione di queste relazioni. E allo stesso tempo, se dico comunità, vuol dire che c'è una realtà, un quid, intorno al quale le persone che partecipano, che sono parte, che co-costituiscono insieme quella comunità, si ritrovano. Quando dico comunità, dico un noi che è riconosciuto e che è riconoscibile tanto dall'esterno quanto da chi vi appartiene direttamente. Ma evidentemente è un noi che è in cammino. In particolare, nel caso di una comunità a capi, è un noi, una comunità in cammino, ma è una comunità di servizio. Allora, in questo senso, la domanda sul discernimento diventa una domanda basilare e qualificante riguardo proprio alla determinazione del fine e alle forme dell'agire comune che quotidianamente segnano tutta quella che è l'attività, la vita, l'identità di quella comunità. Per riprendere un'altra parola cara a Papa Francesco, in fondo il discernimento comunitario è un esercizio e un passo essenziale per vivere la sinodalità. La parola sinodalità, come sappiamo, è legata alla parola strada e al camminare, meglio al cammino, e al cammino fatto insieme. Allora, discernimento comunitario io lo vorrei cogliere e accogliere nella prospettiva del cammino fatto insieme. È quella dinamica di scelta e di decisione che è legata però a una prospettiva che è la prospettiva del crescere, camminare, operare insieme. Allora, quando parlo di discernimento, in realtà io sto pensando a un verbo, il verbo discernere. Quindi non è tanto un atto che è in gioco, ma è in gioco un processo. Un processo, e qui i due verbi in greco che troviamo, dico solo questo aspetto più tecnico, per rimandare a questo tema del discernimento, ci rimandano da un lato al distinguere, al separare una cosa dall'altra, ma soprattutto ci rimandano alla dimensione, dokimazo è il verbo in greco, del riconoscere. Si tratta cioè di mettere alla prova qualcosa, di saggiare, di verificare, di giudicare opportuno, di approvare la realtà. Il che cosa? L'oggetto è un oggetto, dicevo, che ha a che fare con una vita comunitaria e che ha a che fare con l'azione comune. Ma direi il
il testo biblico ci aiuta a comprendere verso dove, con quale riferimento e con quale appunto oggetto di discernimento io ho a che fare. Lo prendo dalle parole della lettera ai Romani, al capitolo 12, i versetti 1-2, che è uno dei testi fondamentali tanto per il discernimento personale quanto direi anche per comprendere il discernimento comunitario. Paolo scrive: non conformatevi alla mentalità di questo tempo, di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Ha già detto padre Roberto, che di per sé la volontà di Dio non è una realtà, una specie di libro nascosto, una decisione deterministica che Dio ha già preso sulla nostra vita e che in qualche maniera incombe su di noi, che dobbiamo leggere ma Lui più o meno ce la tiene nascosta, è tutta una specie di caccia al tesoro per poterci arrivare. Non è questo. Questa volontà di Dio è stata chiaramente rivelata. La scrittura la esprime con il termine regno di Dio, se vogliamo quella pienezza di felicità, di vita, della comunione dell'amore. Allora, in questo senso è il desiderio di Dio, il sogno di Dio, quello con cui siamo chiamati a rapportarci e a discernere, non in astratto, ma il discernimento personale e comunitario è sempre un discernere questo abbraccio di Dio, questa comunione nell'amore con Dio e con gli altri che si dà nella concretezza delle nostre vite. Paolo dice si tratta di discernere nello specifico contesto ciò che è buono, ciò che è gradito a Dio e anche ciò che è perfetto. Dietro la parola perfezione però vorrei specificare il significato, perché per noi perfetto è soprattutto qualcosa di morale, qualcosa che è adeguato alle norme, alle leggi. Pensiamo alla perfezione nella forma di uno sforzo verso il quale tendere, ma questa non è la visione della Bibbia. Il termine perfetto, ciò che è perfetto nel testo biblico, nella parola greca, nel verbo greco perfezionare, teleio, ve lo dico in greco, c'è la parola telos. Telos è l'obiettivo, è il fine, è lo scopo. Allora, è perfetto ciò che ha raggiunto il compimento, ha sviluppato tutte le sue potenzialità, ha raggiunto la meta, lo scopo, l'orientamento ultimo per cui è stato posto. Quindi capite bene la correlazione con quello che finora abbiamo ascoltato appunto da Roberto. Allora, il discernimento comunitario tocca sia l'oggetto, perché ha a che fare con la volontà di Dio in questo senso forte, che riguarda un noi comunitario, quindi riguarda snodi qualificanti la vita del noi. E dall'altra però riguarda il soggetto collettivo, il noi, la comunità capi, i vari soggetti comunitari, che però sono composti e vivono dell'apporto di tutti i soggetti, uomini e donne, che costituiscono quella comunità. Allora, questo ci dice che tutti in una comunità sono corresponsabili nel maturare scelte e cammini comuni e quindi tutti sono coimplicati in un processo di discernimento comunitario. Non ci può essere qualcuno che si sottrae davanti a questa realtà, a questo impegno, a questa prospettiva. Secondo elemento, per noi che siamo cristiani, il fondamento che ci orienta e che ci sostiene è il nostro battesimo. Perché crediamo che nel battesimo abbiamo ricevuto e partecipiamo di quella dono di grazia, di profezia, di regalità, è un termine più tecnico, cioè di capacità di gestire e di gestire le nostre vite e di servire, che è necessario. Allora questo dice che in un discernimento comunitario la parola di interpretazione, di ricerca, di proposta offerta da ciascuno e da ciascun membro della comunità è necessaria. È necessaria per comprendere gli elementi in gioco, è necessaria per valutare ed è necessaria anche per arrivare a una decisione. Sono cose ovvie, ma io vorrei ribadirle subito fin dall'inizio, perché tutti e tutte siamo soggetti di discernimento in un discernimento comunitario. Vedremo nelle differenze che ci contraddistinguono, ma allo stesso tempo con la chiara consapevolezza di un'appartenenza, di una coappartenenza, di una corresponsabilità che comporta un elemento di fondo.
riconoscere fin dall'inizio che l'altro, l'altra, che con me co-costituisce la comunità, l'altro e l'altra lo è con me, e quindi che la mia parola, la mia iniziale interpretazione, la mia proposta possono e devono entrare continuamente in dialogo in un confronto vero e autentico con l'interpretazione, il pensiero, la proposta dell'altro. Allora, non è una somma di singoli la comunità, ma vive di relazioni, vive di dinamiche, vive di processi. Allora, per comprendere questa dinamica, quindi un discernimento comunitario, dove comunitario indica l'aggettivo tanto l'oggetto quanto il soggetto e i soggetti che sono in gioco, io terrò presente una lezione che ci viene dal testo biblico, in particolare dagli Atti degli Apostoli. Quel testo nel quale ci vengono consegnate i primi passi della comunità cristiana, che si trova a vivere in momenti particolari e speciali esattamente un discernimento comunitario. Nel testo ho suggerito 3 brani, vi rimando alla vostra lettura personale, ma vi ricordo i 3 episodi che tutti conosciamo, tutti e tutte conosciamo, e che ci possono aiutare meglio a comprendere che cosa è in gioco in un discernimento comunitario, quali sono i passi necessari da fare. Il primo testo si trova subito al capitolo 1, al versetto 15, quindi siamo all'inizio della vita della comunità. C'è da sostituire Giuda nel numero dei 12. E qui è Pietro che prende la parola, si assume la responsabilità di lanciare un processo che coinvolge tutti, non è lui a decidere, ma coinvolge altri, e convoca la comunità, 120 persone. Esprime la questione, definisce con chiarezza qual è il punto su cui si deve esercitare un discernimento, dobbiamo completare questo numero dei 12, e poi in un clima di preghiera cominciano ad operare una scelta. Una scelta che nella comunità si esprime nell'individuare 2 persone, come è venuto stamattina, che sono entrambe adatte, perché hanno tutti i criteri e tutti i tratti necessari per rispondere a quella figura, a quel ruolo, a quel completamento dei 12. A questo punto la comunità, tra tanti metodi possibili, non decide una votazione a maggioranza o a minoranza, come faremmo noi con metodo parlamentare, ma affidandosi al Signore tira a sorte. È un metodo possibile. Se tutti e 2 i candidati sono adatti, uno dei metodi può essere anche tirare a sorte, in quel contesto della comunità. Il secondo esempio che richiamo è quello del capitolo 6 degli Atti degli Apostoli. È un po' meno conosciuto forse, c'è un momento di mormorazione, c'è un conflitto nella comunità, le vedove dei greci, così scrive il testo, cioè dei giudeo-cristiani di lingua, quegli ebrei che hanno fatto professione di fede in Gesù e che sono di lingua greca, si sentono trascurate, vengono trascurate, e quindi c'è una situazione di conflitto, una mormorazione, si chiacchiera dicendo così non si può andare avanti. Davanti a questo, ancora una volta sono i 12 responsabili della comunità che convocano la moltitudine, vuol dire tutta la comunità, tanto i giudeo-cristiani di lingua greca quanto i giudeo-cristiani di lingua ebraica. Convocano la comunità, il che vuol dire non si sottraggono al conflitto, ma aggiungo, neanche sublimano il conflitto. Terzo, non si limitano alla preghiera, come faremo a volte noi. Non lasciano però che il conflitto si incancrenisca, come a volte noi facciamo, rimandiamo per evitare di porre la questione laddove sta. E soprattutto i responsabili della comunità, i 12, capiscono che la situazione della mormorazione delle vedove, la tensione, il conflitto che c'è, è in realtà un sintomo di una situazione più profonda. Il vero problema è che il rapporto c'è tra i giudeo-cristiani di lingua greca e quelli di lingua ebraica. Sono 2 gruppi che hanno 2 modi di pregare diversi, si ritrovano in 2 luoghi diversi, hanno situazioni di organizzazione della comunità, hanno linguaggi, hanno forme di vita differenti. Allora, il problema non viene negato e si capisce che ci sono dei fatti che sono un sintomo, ma c'è un problema profondo che deve essere affrontato. Riuniscono la comunità e decidono di riorganizzare completamente la comunità, coinvolgendo nella decisione. Indicate 7 uomini che abbiano buona reputazione, siano pieni dello spirito, danno i criteri, e poi lasciano alla comunità la scelta di queste 7 persone. Pregano, c'è un contesto di preghiera e poi c'è una decisione che sarà fondamentale per la vita della comunità, perché 2 degli eletti
Stefano e Filippo saranno le figure centrali che permetteranno nel martirio di Stefano, dopo il martirio di Stefano e nell'evangelizzazione fuori dai confini di Gerusalemme da parte di Filippo, di aprire la comunità al mondo samaritano e poi al mondo pagano. Quindi la Chiesa passerà dall'aver scelto questa prospettiva apparentemente, inizialmente, estremamente dolorosa. Il terzo episodio è notissimo, quindi vi richiamo solo i passaggi di natura strategica e di passaggio di discernimento, è la grande assemblea di Gerusalemme. L'evangelizzazione ai pagani è un'evangelizzazione che sta uscendo, molti pagani vogliono diventare cristiani. La grande domanda, ecco l'importanza di individuare la domanda, devono diventare ebrei per poter essere cristiani? Oppure è possibile direttamente fare professione di fede in Gesù? Anche qui l'assemblea viene convocata perché ci sono tensioni. Da un lato Paolo e Barnaba raccontano con grande gioia tutto quello che stanno vedendo di nuovo che sta nascendo nel contesto pagano e riconoscono in quello che sta avvenendo la presenza di Dio e la sua azione, ma altri in nome della norma, in nome della legge, discutono e rifiutano questa presenza. Pretenderebbero che i pagani diventino prima ebrei per poter essere cristiani, essere circoncisi. La comunità ascolta il racconto, cerca di approfondire il più possibile quelle che sono le questioni in gioco, le sfide presenti, si ascoltano i diversi pareri. Dice il testo, discutevano in maniera molto decisa, proprio anche arrabbiata potremmo così dire, cioè mostrando con forza e compassione le proprie posizioni, e poi si decide che non debbano diventare ebrei. Ma c'è un problema, un secondo problema nella comunità. Com'è possibile celebrare insieme pagani divenuti cristiani ed ebrei? Ci sono delle norme di purità che gli ebrei divenuti cristiani, giudeo-cristiani, mantengono. E allora si decide per 4 norme che vengono indicate in una lettera, quindi c'è una richiesta che viene fatta a una parte della comunità, ma è interessante che la lettera comincia dicendo: è parso bene allo Spirito Santo e a noi. O meglio, dice il testo, abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi. Allora qui c'è un altro elemento. C'è l'elemento di un coinvolgere l'assemblea più allargata e c'è la consapevolezza che il discernimento è avvenuto nello Spirito Santo e che lo Spirito Santo e noi, espressione molto forte, abbiamo deciso. È parso bene. Allora, sono 3 esempi, i più importanti che troviamo negli Atti degli Apostoli e ci vengono dati proprio perché possiamo comprendere più profondamente come vivere il discernimento come Chiesa di tutti i tempi e di tutti i luoghi, perché mi sembra che ci segnalino le diverse fasi di un processo. Allora, nel discernimento non è in atto, come dire, un atto puntuale, compio il discernimento in una maniera immediata e in tempi brevi. No, è un processo, richiede tempo, passa attraverso fasi diverse e in queste fasi assistiamo, sperimentiamo che il discernimento ci fa crescere e che il discernimento comunitario positivamente vissuto edifica la comunità stessa, perché ci fa essere ciò che siamo: soggetto, partecipante, coimplicato, corresponsabile. Abbiamo già sentito a livello personale come discernere sia una realtà complessa, abbiamo visto anche visivamente diversi elementi che entrano in gioco, e è complessa perché è complessa la vita e sono spesso complesse le scelte che siamo chiamati a porre, e in una comunità la complessità è data anche dalle diverse sensibilità, dalle diverse esperienze di vita, dalla difficoltà di entrare in un dialogo vero, autentico e profondo riguardo alle scelte. Ma soprattutto è complessa, a mio parere, perché veniamo da un'esperienza di Chiesa che non ci ha educato al discernimento comunitario. La Chiesa, che negli ultimi 1000 anni ha fatto parte dell'esperienza di generazione in generazione, di generazioni in generazioni, quella Chiesa in particolare, che al Concilio di Trento, permettetemi questo dato più teologico, di per sé ha pensato se stessa secondo un modello preciso, era una Chiesa fortemente standardizzata, che operava per procedure definite, che applicava norme,
che ripeteva in modo omologato e omologante sempre le stesse attività pastorali, le stesse prassi, le stesse cose. E soprattutto era una chiesa dove solo alcuni avevano potere di parola e potere di decisione, il clero. Le associazioni laicali, l'Azione Cattolica, la GESCI, aprono una dimensione radicalmente, qualitativamente partecipativa per la vita della Chiesa, e oggi, dopo il Vaticano II, indubbiamente il discernimento comunitario dovrebbe essere all'ordine del giorno della vita di tutte le parrocchie e di tutte le diocesi. Ma sappiamo che non è così. Siamo poco abituati e poco conosciamo i percorsi, le forme del discernimento comunitario. È quindi un'arte da imparare, ma la impari facendo un tirocinio guidato, provando, valutando, verificando come compiere questo discernimento. E dico anch'io subito che qui non abbiamo davanti, come dire, un procedimento di natura tecnica. Non posso darvi una ricetta su come si fa il discernimento comunitario, tanto meno un libretto di istruzioni modello IKEA in cui ti dicono, con volantino allegato più o meno chiaro, quali sono i passaggi che devi fare. C'è una struttura base, ci sono, vediamo, non a caso sono partita dalle 3 narrazioni di 3 discernimenti comunitari che hanno gli stessi elementi portanti, seppur con situazioni diverse. Possiamo e dobbiamo indicare, cercherò di farlo, le fasi e le dinamiche che entrano in gioco nel processo di discernimento, e possiamo soprattutto indicare quelle precondizioni, direi così, che devono toccare da un lato il noi della comunità, devono essere anche strutturali perché possa essere efficace il discernimento, ma devono soprattutto toccare l'interiorità, la vita, l'esperienza delle singole persone che co-costituiscono questo noi. Allora, quali passi comporta un discernimento? Come avviene un discernimento comunitario? C'è un punto zero, e il punto zero è l'opzione a entrare in un processo di discernimento. Direte, ovvio, la vita ti sollecita per forza a scegliere, certo, ma il discernimento comunitario è oggetto di una scelta precisa, previa, direi, un punto zero, un'apertura zero, che è quella della comunità. Perché questo comporta superare l'indecisione, la staticità, ma in una comunità soprattutto comporta superare la delega in bianco. Non lo dico tanto voi scout, perché so bene che questo è uno dei punti forti anche proprio del vostro modo abituale di vivere come comunità capi, nessuno delega in bianco, né all'assistente né ad altri. Ma faccio presente che a volte, quasi inconsapevolmente, a livello familiare, a livello di comunità parrocchiale, in altri contesti, a volte anche lavorativi, è più facile delegare in bianco qualcuno che decida per noi che non assumere fino in fondo la fatica e direi anche il rischio del discernimento comunitario, perché non sappiamo mai dove andrà a finire e non sappiamo se la intuizione iniziale che ci guida e che siamo chiamati a porre e a proporre agli altri sarà quella accolta, accettata, sviluppata dal gruppo intero. E tutti noi invece siamo sempre molto attaccati al nostro punto di partenza. Quindi c'è una precondizione che è entrare nel discernimento comunitario, che comporta dire darò tutto il mio contributo, sono coimplicato secondo la mia specificità di apporto, di vita, di esperienza, di competenza, di spiritualità, di fede, eccetera, eccetera. Mi gioco su questo perché riconosciamo, secondo elemento, che c'è un fine comune. Un fine che ci unisce, un telos, un obiettivo, discernere ciò che è gradito a Dio, ciò che è buono e ciò che è perfetto, ciò che è un telos, un obiettivo che non mi riguarda solo individualmente, ma è quello del noi, ciò che è perfetto per il noi. E questo comporta indubbiamente riconoscersi parte di un noi, di una comunità, ma anche avere la capacità di dirsi e di ridirsi anche a parole qual è il fine per cui stiamo camminando, per chi e perché era una delle parole che abbiamo visto verso la fine. Allora, la precondizione è questa disponibilità interiore a camminare insieme, è questa disponibilità interiore al discernimento comunitario. Secondo, il primo passaggio è poi, ve lo vediamo dagli Atti degli Apostoli, individuare bene la domanda. Direte, è ovvio? No. È più ovvio per la persona che fa un discernimento personale. Quando si tratta di un discernimento comunitario, posso dire per esperienza anche
che si deve delimitare molto bene la questione che è in gioco. E dobbiamo rendere ragione molto chiaramente, ciascuno a se stesso, a se stessa, ma anche all'insieme, il perché ci sentiamo sollecitati. Su questo deve esserci un primo accordo, cioè si esercita un discernimento comunitario su questioni non generiche ma precise. E soprattutto perché a volte la situazione è quella di un disagio percepito, di una fatica, di un lamento, di una mormorazione, ma dobbiamo distinguere, come al capitolo 6 degli Atti degli Apostoli, il sintomo dalla malattia. E dobbiamo quindi intuire dov'è il punto su cui agire, perché il rischio è di cogliere elementi esterni senza concentrarsi sull'elemento generatore di tutto. Il secondo passo è quello, come nel discernimento personale, di porsi in un radicale ascolto dello Spirito Santo. Uno spirito che viene riconosciuto agire nella nostra storia, nella vita. Ci deve essere una disponibilità interiore da parte di ciascuno e di ciascuna e del noi comunitario a dire un nostro sì a un Dio che sta nella storia, ci accompagna, direi cresce con noi, e riconoscere soprattutto, lo dice la regola di Benedetto, di San Benedetto, che Dio potrà parlare in quella comunità non necessariamente con il più colto, il più competente, quello che ha lunga esperienza scout di anni e anni, ma potrebbe parlare con il più piccolo e con il più giovane. Allora, nel discernimento comunitario deve esserci questa disponibilità ad accogliere ed intuire la voce di Dio che passa attraverso l'interpretazione e l'accoglienza interiore e di intelligenza che anche il più piccolo può offrire. Quindi una disponibilità interiore, una disponibilità accompagnata anche dalla preghiera personale e comunitaria, accogliere come Dio sta parlando nella storia, nelle vite, nella realtà. Il Concilio chiama questo segni dei tempi, grandi fenomeni, in modo che segnano una società, perché penso che sia importante che anche le scelte più piccole che una comunità capi può porre debbano essere sempre colte nell'orizzonte grande della storia. Questa è una sfida di fondo che ci troviamo a compiere, ma poi si tratta di cogliere gli avvenimenti, di leggere le richieste e soprattutto io aggiungo un'altra parola a quella che è stata detta sui sentimenti e emozioni, sentimenti, pensieri, che è la parola anche desiderio. Desiderio è appunto sta nella sfera del sentimento, ma io vorrei concentrarmi su questo. I desideri, le richieste, i bisogni, gli avvenimenti sono i tre elementi che devono diventare oggetto di una riflessione intelligente. Ci vuole intelligenza per fare il discernimento comunitario, perché si tratta di passare la scorza, la superficie e di scendere in profondità. Per discernere tu devi scandagliare, devi entrare oltre il primo elemento, oltre la prima impressione. E qui i sogni mi sembra che aiutino a cogliere gli interessi profondi, fanno da metro per misurare le azioni, i mezzi, e soprattutto ti tolgono da quel senso di soffocamento, di disagio che tante volte spinge o sospinge al discernimento. Il discernimento avviene in un ragionamento e in un dialogo che deve vedere protagonisti tutti e tutte nella comunità, ma avviene, questo è importante, alla luce della parola di Dio. Non è tanto, come dire, l'ascolto di un brano o l'applicazione di una norma o di una dottrina che entra in gioco, ma è quella capacità di ascoltare profondamente quello che è il progetto di Dio che nella scrittura, nella tradizione, nelle nostre vite, nelle nostre esperienze di fede abbiamo progressivamente maturato. Perché quello che deve essere dischiuso non è, ripeto, una volontà di Dio astratta, ma è cogliere come quella sfida a servire il regno di Dio, passatemi questa parola, si concretizza nella vita, nel tempo, nell'opportunità di quella comunità. Lo dico con le parole di Dietrich Bonhoeffer. Non esiste discernimento astratto,
perché non si tratta di attuare un qualche principio illimitato, ma bisogna soppesare, osservare, valutare e decidere nella situazione data, azzardando però uno sguardo al futuro prossimo. Bisogna riflettere seriamente sulle conseguenze del proprio agire e cercare di discernere i propri motivi e il proprio cuore. Il compito del discernimento è di quello di fare nel posto assegnatoci il necessario, tenendo conto della realtà e del futuro. Bisogna domandarsi cosa sia possibile, perché non possiamo compiere sempre e subito l'ultimo passo, né l'azione responsabile può essere posta come un'azione cieca. Allora, se il primo momento è la dimensione di un'apertura allo spirito che parla nelle nostre vite, che accompagna le nostre interpretazioni della fede e della storia, se il primo passo, il secondo passo fondamentale è quello di leggere la realtà nello spirito alla luce della parola, se il terzo passo è questo passo di ragionamento, di confronto, di intuizione delle motivazioni, delle possibili scelte, del confronto con la realtà e con il futuro che appella davanti a noi, si tratta poi di cominciare a valutare le diverse opzioni, perché il discernimento ha a che fare con opzioni diverse. Ma non è tanto un elenco di argomenti a favore o argomenti contro per una scelta o per l'altra, ma è questo confronto vitale e continuo con le ragioni dell'altro, le motivazioni dell'altro, che vuole esprimere il senso di un'interpretazione della parola, dell'intuizione di fede nella concretezza della vita. Si arriva poi evidentemente a una decisione che coinvolge tutti quelli che l'hanno posta nella fedeltà di un'applicazione e di un coinvolgimento responsabile. Allora, coinvolgersi responsabilmente nel discernimento comunitario comporta prima di tutto un approccio alla realtà che non sia semplificatorio. E qui mi sembra che Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, ci offra degli elementi estremamente interessanti. Ai numeri dal 222 al 237 ci dice che la realtà va sempre colta tenendo presente 4 tensioni polarizzanti, 4 dinamiche che devono essere sempre tenute l'una in correlazione all'altra. A me sembra che ogni discernimento personale, ma soprattutto il discernimento comunitario, debba tenere presenti questi 4 principi. Il primo: il tempo dei processi è superiore allo spazio. Il discernimento, lo applico al nostro discernimento comunitario, nel discernimento comunitario il tempo del processo di queste diverse fasi che ho cercato di suggerire è assolutamente da privilegiare e da qualificare. Secondo elemento: esiste una tensione bipolare, da un lato e dall'altro, tra l'idea e la realtà. Nel discernimento noi non dobbiamo applicare una norma, un principio astratto alla realtà, ma dobbiamo porre in una dimensione di correlazione continua la realtà e l'ascolto della parola. L'ascolto della parola che ci aiuta a comprendere i segni dei tempi, i segni della presenza di Dio, e su questa realtà complessa, bipolare, tra idea e realtà, noi dobbiamo esercitare appunto il nostro discernimento. Non possiamo separare l'idea dalla realtà, perché la realtà è superiore all'idea, e questo implica di evitare tutte le forme di occultamento della realtà, o se volete anche di semplificazione della realtà. Terzo, l'unità, dice il Papa, si dà nel conflitto e attraverso il conflitto. Ritornerò su questo punto, mi limito solo a dire che il discernimento passa sempre necessariamente da un confronto di interpretazione che può dar luogo a conflitti, e i conflitti sono essenziali nella vita di una comunità. Purtroppo veniamo da un'esperienza spirituale e da un'esperienza di chiesa che davanti al conflitto ha sempre fatto un passo indietro. Soprattutto le donne siano state educate da secoli, soprattutto in famiglia, a dire taci per amor di pace. Non lo so dire in Veneto, ma so che il proverbio si dice in questa forma. Il tacere, il sottrarsi al conflitto, il fuggire ci impedisce di maturare, ci impedisce di crescere. Allora,
il discernimento comunitario deve passare attraverso la capacità di abitare, di vivere positivamente il conflitto e in ogni caso la pluralità delle interpretazioni. Anche perché nel conflitto è gioco un'energia positiva che possiamo indirizzare appunto poi per la realizzazione che sta davanti a noi. E l'ultimo criterio è che tutto è superiore alle parti, ma è co-costituito dalle parti. Nel discernimento comunitario si sperimenta proprio questo. Il discernimento è frutto, è opera collettiva di tutte le parti che co-costituiscono in noi, ma evidentemente l'unità è superiore alla somma delle parti di coloro che lo costituiscono. Allora, altri elementi, e vado anch'io verso la conclusione, che dobbiamo tenere presenti è la capacità di maturare un atteggiamento positivo davanti ai conflitti, cogliere le questioni in gioco attraverso una sensibilità per le tensioni e i conflitti, valorizzare il conflitto delle interpretazioni, le tensioni, le differenze nell'interpretazione davanti alla realtà sulla quale dobbiamo esercitare un discernimento è il primo elemento di sapienza che possiamo e dobbiamo mettere in gioco. Ma quello che è essenziale è ricordare che il discernimento comunitario è veramente un'opera comune. Un'opera che avviene ed è resa possibile però in una pluralità di soggetti, di carismi e di ministeri. Dico una pluralità di soggetti. Una delle cose che mi ha sempre molto colpito nell'esperienza della Gesci è la gerarchia. Siete uomini e donne e nella elaborazione di un discernimento comunitario questo mi sembra un elemento da non sottovalutare. Anzi, direi c'è una dinamica di corresponsabilità, di corrispondenza dell'essere uomini e donne di cui la Chiesa ha bisogno come di una testimonianza essenziale da parte vostra. Lo dico da donne in un ambiente dove il discernimento comunitario vede il 90% di uomini, spesso nel contesto in cui vivo, e uno scarso 10% di donne. Quindi lo squilibrio in questi casi si vede e si sperimenta in maniera molto forte. Non date per troppo ovvio questo elemento. Ascoltare la sensibilità, le esperienze, i linguaggi di uomini e di donne nel discernimento in una comunità capi è essenziale. Secondo elemento, c'è una differenza di competenze, una pluralità di competenze. Le competenze sono essenziali per il discernimento e le competenze non sono quelle bibliche e teologiche, ma sono le competenze nei percorsi formativi, nelle professioni, perché siete adulti, nelle conoscenze, nelle esperienze della vita, nella riflessione sulle esperienze. Questa è la ricchezza di cui gode una comunità che si pone in un discernimento comunitario. Allora, questa pluralità di competenze deve risaltare nell'ascolto e nell'interpretazione comune della realtà. Terzo elemento, ci sono differenze di carismi. Qui non ho molto da dire, sono forme e modalità di pensare e di esprimere la fede che sono il dono dello Spirito, che lo Spirito dà per l'edificazione della comunità, come dicevamo. Quarto elemento, spesso sottovalutato, ci sono differenze di collocazione. Allora, discernere comunitariamente, quando ti trovi in un contesto di vita anche economicamente certa e sicura per tutti coloro che fanno la comunità, oppure trovarti a discernere guardando la realtà dal margine, ascoltando la voce di chi è più povero, di chi è più nel bisogno, di chi vive un'esperienza di fatica a tutti i livelli, qualifica il discernimento comunitario con sensibilità plurale. Spesso però chi sta al margine, chi si trova in una qualsiasi forma di povertà, di bisogno, di fatica anche a far sentire la sua voce. Allora è necessario nel discernimento comunitario porre ciascuno e ciascuna nella condizione di poter offrire la propria parola, sapendo che quella parola è animata dallo Spirito, è qualificata da un'esperienza di vita ed è anche segnata da una situazione di bisogno, di povertà, di fragilità che non è del caso. Quinto, c'è una differenza di ministeri. Qui per quanto riguarda le vostre comunità mi venivano in mente tre aspetti. C'è un ministero di laici e laiche nella Chiesa, soggetti che custodiscono il rapporto tra il Vangelo
la cultura, i linguaggi del nostro tempo, le esperienze che viviamo nel mondo professionale, nella vita politica, economica, il nostro essere Chiesa nel mondo, nella storia. E i laici custodiscono questo nella Chiesa e per la Chiesa. Ci sono poi i ministri ordinati, c'è l'assistente, prete, diacono, ma c'è un altro ministero che è sostanzialmente sottovalutato nella Chiesa oggi, che però segna le vostre, ho visto le presentazioni e anche l'esperienza me lo dice, che è il ministero delle coppie di sposi. A volte siete in comunità capi insieme, non sempre. In ogni caso vivete l'esperienza del matrimonio molti di voi. Allora è un ministero particolare per la vita della Chiesa, ha da dire una parola importante e qualificante, unica e peculiare nel discernimento comunitario, che non è solo quella dei laici in senso generico e generale. Ma perché il discernimento sia efficace sono necessarie alcune precondizioni sia per i soggetti sia per la struttura in quanto tale. Non è l'uomo idealista, la donna idealista che fa discernimento adeguato o contribuisce al discernimento comunitario adeguato, perché rischia di fermarsi al principio, all'idealità, a un sogno astratto. Ma non è neanche l'uomo e la donna, dice Angelini, un teologo, del minimo, cioè quelli che sono così pragmatici che appena viene presentata la realtà saltano completamente l'ascolto della parola, l'ascolto dello spirito, la lettura della complessità della realtà, eccetera, eccetera. L'uomo del minimo è un uomo che si accontenta del piccolo e del contesto di una reazione immediata davanti al problema o alla domanda. Abbiamo sentito che non è neanche il fariseo che può partecipare felicemente, proficuamente a un discernimento comunitario, perché il fariseo pensa che la legge e la burocrazia siano sufficienti per mandare avanti il tutto. Fa discernimento comunitario quell'uomo e quella donna che sono segnati da libertà interiore, che conoscono e pongono con autenticità davanti a sé e davanti agli altri le intenzioni che li guidano, i desideri, la chiarezza del desiderio e la purificazione del cuore sono due passaggi chiave, ma direi, come dire, l'uomo e la donna che hanno quella libertà interiore di saper porre la propria opinione, la propria valutazione della realtà, ma con la disponibilità ad abbandonare le proprie idee pregresse o inizialmente proposte a partire dal percorso di ricerca, di confronto, di valutazione, di ascolto dello spirito che viene fatto insieme. Perché qui non è l'ascolto dello spirito dei singoli, è la somma di questo ascolto, ma è un ascolto che viene vissuto insieme nelle relazioni, nelle dinamiche comunicative e interpretative. Ma questo comporta che per partecipare effettivamente in maniera significativa a un discernimento comunitario bisogna aver fatto esperienza di un discernimento personale. Bisogna avere quella capacità di integrare vita e fede, quella familiarità, direi, con la parola di Dio che ti aiuta e ti porta a cogliere elementi di luce, di intuizione nei diversi contesti della tua esistenza. Terzo, bisogna essere consapevoli che non è in gioco neanche nel discernimento comunitario solo il pensiero, la razionalità, ma è in gioco il mondo delle emozioni, dei sentimenti, e quindi è in gioco una dimensione che è una dimensione di complessità dell'esistenza. È in gioco l'intelligenza nel senso della razionalità, del pensiero, ma è in gioco anche quell'intelligenza che sa dare spazio al sentimento, come abbiamo sentito, ripeto quello che è stato detto. Questi sentieri, mi è piaciuto molto questa dimensione, questo sentiero, che ci aiutano soprattutto a preservarci dal grande rischio del discernimento comunitario, la più grande tentazione, il rischio di semplificare. Oggi, più che mai, il rischio è quello di sottrarsi alla complessità, o la complessità come profondità, o la complessità di elementi diversi, tentando semplificazione. Il discernimento tiene in correlazione elementi diversi, si pone in ascolto ed è esercitato attraverso la valorizzazione di interpretazioni plurali che i diversi membri della comunità apportano,
Un discernimento efficace e reale, autentico, se non riduce la complessità della realtà davanti alla quale ci troviamo. E soprattutto, due precondizioni importanti per chi fa discernimento comunitario è il coraggio nel discernere. Quando si parte ci si pone una meta ma non sappiamo cosa avverrà durante la strada, e nel discernimento non sappiamo neanche quale sarà comunitario l'esito ultimo, ma è soprattutto la capacità di stare nel divenire. La comunità Capi è una comunità in cammino, e questa logica del lasciarsi sorprendere dall'altro e dalla decisione finale comune mi sembra che sia anche qui assolutamente rilevante. Allora, il discernimento è un atto collettivo di una comunità in ascolto, in cui c'è libertà, parresia nel parlare e nella ricerca, in cui ci sono tempi e spazi adeguati. Ci vuole tranquillità per fare il discernimento, tempi adeguati di tranquillità per fare un discernimento comunitario. Ci vogliono occasioni e opportunità, tempi e spazi nei quali ci esercitiamo in un tirocinio ad essere iniziati a questa arte non facile, complessa, del discernimento comunitario. D'altra parte, il discernimento è davvero l'arte di prendere decisioni nella libertà, e questa libertà deve evidentemente e profondamente contraddistinguere tutti. Ma per concludere vorrei riprendere le parole che i vescovi italiani hanno scritto nella grande assemblea, nel grande convegno di Palermo, ben nel 1996. Un testo che da allora è rimasto sulla carta, ma che mi sembra sia particolarmente lucido e particolarmente importante in questo tempo in cui Papa Francesco ci richiama al discernimento personale e al discernimento comunitario per una Chiesa sinodale. Lo leggo perché tutti gli elementi che ho cercato in qualche maniera di dire, come sentirete, sono così presenti. Il discernimento comunitario è una scuola di vita cristiana, una via per sviluppare l'amore reciproco, la corresponsabilità, l'inserimento nel mondo a cominciare dal proprio territorio. Il discernimento comunitario edifica la Chiesa come una comunità di fratelli e di sorelle, di pari dignità ma con compiti e doni diversi. Ne plasma la figura, che risulta credibile nella società odierna democratica. Si tratta di una prassi da diffondere a livello di gruppi, di comunità educative, di famiglie religiose, di parrocchie, di zone pastorali, di diocesi. I responsabili delle comunità cristiane ne approfondiscano il senso e la modalità per poterla promuovere come autorevoli guide spirituali e pastorali, saggi educatori e comunicatori. Il testo qui si rivolge ai vescovi, ma direi quei responsabili di comunità cristiane siamo tutti e tutte noi. Siamo chiamati ad essere guide spirituali e pastorali, saggi educatori, comunicatori, ma soprattutto comunità di fratelli e di sorelle. Vi ringrazio veramente di cuore per gli spunti, per i vostri interventi, credo che abbiate messo le basi per questo percorso che siamo chiamati a intraprendere come singoli capi, ma soprattutto come comunità capi. Questo percorso che la JC, questa strada che si apre per la JC e per tutti noi in particolare per la nostra regione. È tempo di ritrovarci ora in gruppo per approfondire tra di noi sugli spunti che ci sono stati offerti questa mattina. Slittiamo un po' con i tempi, era previsto ritrovarsi qui per le 12:30, ci ritroviamo invece per un quarto all'una. I vostri responsabili di zona, i consiglieri generali che sono stati incaricati di moderare i gruppi, hanno già chiare le dinamiche del lavoro e di cosa bisogna fare. Avete tutti ricevuto un bigliettino che indica il numero del gruppo a cui parteciperete. Per la distribuzione dei gruppi passo la parola a Olga che ci racconta dove ci ritroviamo. Allora, è facilissimo e non richiede troppa intelligenza, quindi possiamo farcela tutti. C'è il prato qua di fianco, sotto il campanile si trova il gruppo 1 e poi a seguire a U, e quindi di fronte al gruppo 1 alla fine ci sarà il gruppo 15.
1, 2, 3, 4, 5, ok. Vi trovate di gruppo velocemente, il risultato poi finale verrà scritto in un foglio da parte dei vostri animatori e sarà poi la condivisione che faremo nella seconda parte della serie. Sì, tutto quello che verrà pensato all'interno del gruppo lo discuteremo con i relatori qua. Non è un lavoro per produrre mozioni o raccomandazioni, ok? Si chiede un attimo di attenzione ancora prima di uscire e innanzitutto vi raccomando di restare nei tempi. Ci ritroviamo qui a un quarto alle 1 in assemblea. Sono aperte le urne per poter votare fino all'1 e il comitato mozioni è a vostra disposizione per chi volesse proporre qualcosa. Buon lavoro! La propria parola, sapendo che quella parola è animata dallo spirito, è qualificata da un'esperienza di vita ed è anche segnata da una situazione di bisogno, di povertà, di fragilità che non è del caso giusta. Quinto, c'è una differenza di ministeri. Qui per quanto riguarda le vostre comunità mi venivano in mente tre aspetti. C'è un ministero di laici e laiche nella Chiesa, soggetti che custodiscono il rapporto tra il Vangelo e la cultura, i linguaggi del nostro tempo, le esperienze che viviamo nel mondo professionale, nella vita politica, economica, il nostro essere Chiesa nel mondo, nella storia. E i laici custodiscono questo nella Chiesa e per la Chiesa. Ci sono poi i ministri ordinati, c'è l'assistente, prete, diacono, ma c'è un altro ministero che è sostanzialmente sottovalutato nella Chiesa oggi, che però segna le vostre, ho visto le presentazioni e anche l'esperienza me lo dice, che è il ministero delle coppie di sposi. A volte siete in comunità capì insieme, non sempre. In ogni caso vivete l'esperienza del matrimonio molti di voi. Allora è un ministero particolare per la vita della Chiesa, ha da dire una parola importante e qualificante, unica e peculiare nel discernimento comunitario, che non è solo quella dei laici in senso generico e generale. Ma perché il discernimento sia efficace sono necessarie alcune precondizioni sia per i soggetti sia per la struttura in quanto tale. Non è l'uomo idealista, la donna idealista che fa discernimento adeguato o contribuisce al discernimento comunitario adeguato, perché rischia di fermarsi al principio, all'idealità, a un sogno astratto. Ma non è neanche l'uomo e la donna, dice Angelini, un teologo, del minimo, cioè quelli che sono così pragmatici
che appena viene presentata la realtà saltano completamente l'ascolto della parola, l'ascolto dello spirito, la lettura della complessità della realtà, eccetera, eccetera. L'uomo del minimo è un uomo che si accontenta del piccolo e del contesto di una reazione immediata davanti al problema o alla domanda. Abbiamo sentito che non è neanche il fariseo che può partecipare felicemente, proficuamente a un discernimento comunitario, perché il fariseo pensa che la legge e la burocrazia siano sufficienti per mandare avanti il tutto. Fa discernimento comunitario quell'uomo e quella donna che sono segnati da libertà interiore, che conoscono e pongono con autenticità davanti a sé e davanti agli altri le intenzioni che li guidano, i desideri, la chiarezza del desiderio e la purificazione del cuore sono due passaggi chiave, ma direi, come dire, l'uomo e la donna che hanno quella libertà interiore di saper porre la propria opinione, la propria valutazione della realtà, ma con la disponibilità ad abbandonare le proprie idee pregresse o inizialmente proposte a partire dal percorso di ricerca, di confronto, di valutazione, di ascolto dello spirito che viene fatto insieme. Perché qui non è l'ascolto dello spirito dei singoli, è la somma di questo ascolto, ma è un ascolto che viene vissuto insieme, nelle relazioni, nelle dinamiche comunicative e interpretative. Ma questo comporta che per partecipare effettivamente in maniera significativa a un discernimento comunitario bisogna aver fatto esperienza di un discernimento personale. Bisogna avere quella capacità di integrare vita e fede, quella familiarità, direi, con la parola di Dio che ti aiuta e ti porta a cogliere elementi di luce, di intuizione nei diversi contesti della tua esistenza. Terzo, bisogna essere consapevoli che non è in gioco neanche nel discernimento comunitario solo il pensiero, la razionalità, ma è in gioco il mondo delle emozioni, dei sentimenti, e quindi è in gioco una dimensione che è una dimensione di complessità dell'esistenza. È in gioco l'intelligenza nel senso della razionalità, del pensiero, ma è in gioco anche quell'intelligenza che sa dare spazio al sentimento, come abbiamo sentito, ripeto quello che è stato detto. Questi sentieri, mi è piaciuto molto questa dimensione, questo sentiero, che ci aiutano soprattutto a preservarci dal grande rischio del discernimento comunitario, la più grande tentazione, il rischio di semplificare. Oggi, più che mai, il rischio è quello di sottrarsi alla complessità, o la complessità come profondità, o la complessità di elementi diversi, tentando semplificazione. Il discernimento tiene in correlazione elementi diversi, si pone in ascolto ed è esercitato attraverso la valorizzazione di interpretazioni plurali che i diversi membri della comunità apportano. Un discernimento efficace e reale, autentico, se non riduce la complessità della realtà davanti alla quale ci troviamo. E soprattutto, due precondizioni importanti per chi fa discernimento comunitario è il coraggio nel discernere. Quando si parte ci si pone una meta ma non sappiamo cosa avverrà durante la strada, e nel discernimento non sappiamo neanche quale sarà comunitario l'esito ultimo, ma è soprattutto la capacità di stare nel divenire. La comunità capi è una comunità in cammino, e questa logica del lasciarsi sorprendere dall'altro e dalla decisione finale comune mi sembra che sia anche qui assolutamente rilevante. Allora il discernimento è un atto collettivo di una comunità in ascolto, in cui c'è libertà, parresia nel parlare e nella ricerca, in cui ci sono tempi e spazi adeguati, ci vuole tranquillità per fare discernimento, tempi adeguati di tranquillità per fare un discernimento comunitario, ci vogliono occasioni e opportunità, tempi e spazi nei quali ci esercitiamo in un tirocinio ad essere iniziati a questa arte non facile, complessa, del discernimento comunitario.
D'altra parte, il discernimento è davvero l'arte di prendere decisioni nella libertà. E questa libertà deve evidentemente e profondamente contraddistinguere tutti. Ma per concludere vorrei riprendere le parole che i vescovi italiani hanno scritto nella grande assemblea, nel grande convegno di Palermo, ben nel 1996. Un testo che da allora è rimasto sulla carta, ma che mi sembra sia particolarmente lucido e particolarmente importante in questo tempo in cui Papa Francesco ci richiama al discernimento personale e al discernimento comunitario per una Chiesa sinodale. Lo leggo perché tutti gli elementi che ho cercato in qualche maniera di dire, come sentirete, sono così presenti. Il discernimento comunitario è una scuola di vita cristiana, una via per sviluppare l'amore reciproco, la corresponsabilità, l'inserimento nel mondo a cominciare dal proprio territorio. Il discernimento comunitario edifica la Chiesa come una comunità di fratelli e di sorelle, di pari dignità ma con compiti e doni diversi. Ne plasma la figura che risulta credibile nella società odierna democratica. Si tratta di una prassi da diffondere a livello di gruppi, di comunità educative, di famiglie religiose, di parrocchie, di zone pastorali, di diocesi. I responsabili delle comunità cristiane ne approfondiscano il senso e la modalità per poterla promuovere come autorevoli guide spirituali e pastorali, saggi educatori e comunicatori. Il testo qui si rivolge ai vescovi, ma direi quei responsabili di comunità cristiane siamo tutti e tutte noi. Siamo chiamati ad essere guide spirituali e pastorali, saggi educatori, comunicatori, ma soprattutto comunità di fratelli e di sorelle.